180.90. Cambio sequenziale. Non c'è problema, vai tranquillo. Vedi il pulsantino magico del supplemento. Stai attento che torni indietro, mi raccomando che non ci tocca venire là a tagliare. Partito con il numero 46, Pizzotto Michael. Soppa! 80. Accidenti! Fermi tutti di qua il moroso della tolla. 60.90. Denominato Bisonte Rosso. Bisonte Rosso, il cui pilota Zorzi Fabrizio ci tiene che siano posti ringraziamenti a Simone e Carlo, i meccanici che hanno contribuito alla realizzazione di questo bellissimo modello. Mazinga Michele, sei desiderato in parco chiuso. Mazinga Michele, sei desiderato, lo abbiamo già trovato. Eccolo. Accelerazione. Partenza con il numero 14 Zorzi Fabrizio. Bisonte Rosso. Vai Fabrizio, vai! Sostenitori, fatevi sentire, fatevi sentire! E il tifoso! Centimetri cubici. Intanto il sound del motore del Delta di Enrico Scatolò. Enrico Scatolone a bordo della sua Apina. Sibila. La quantità della trazione che va trasferita poi alle ruote. Vai, dai, annuncialo tu, ascoltiamo. Alla manetta Corò Silvano, magnitudo 10. Tiene ai piano questo rombo di pistoni con il numero 9 Dariol Valerio, seconda manche. Italiano, e dillo. Ci vogliono dei colpi di reni, dagli dei colpi di reni, che conta anche quello. Dice non sono capaci che si impegna. Ha messo 20 quintali di zavorra davanti, come fa? Si fa sentire. Quando fanno tirare uno di quelli là che deve essere quelli sono là all'entrata. Pronti? Partito 32 il numero, Bordignò Alessandro il nome, seconda manche, il Fiat 100.90. Bello il ruggito!
41 Cagnin Luca, seconda manche, Fiat 1180. Questo tiene. La diversità dei modelli si differenziano nelle medesime condizioni, stesso tracciato. Che cosa di eccezionale. Grazie e ti lascio il microfono perché sono pronti al via. Grazie Lorise, nel frattempo annuncio con il numero 15 Zanette Enrico, seconda manche con il Fendt 514C. Abbiamo una cosa che va a fuoco. Abbiamo una vettura che è in difficoltà, è una 500 nera, targata ET511AZ. È veramente in condizioni di difficoltà, preghiamo il proprietario di raggiungerla e anche magari a spostarla. Nella Bucagna, nella Gymkhana. Pronti con il 44, Mazzon Simon. Il 1300 Fiat che scorre al penalo, seconda manche. Ce la fa, ti dico che ce la fa. In Romagna non c'era una pianta di mais, non la trovavi neanche andare in cerca con l'elicottero. Con il numero 16, Pamio Simone. Come autista, se lo riesco a intravedere in questa seconda manche, è sempre Andrea Brunato. Zavoratura 20 più 30 guidai tutti in totali. 30 totali di zavoratura più 50 della slitta, 80. Sì, siamo alla presentazione. Partito con il numero 42, Gallo Mattia, seconda manche. E perdiamo i pezzi, hai capito? Pressione. È la pressione, perché quando superiamo i 650-700 gradi rischiamo di fare bebite con l'alluminio dei pistoni. Con il numero 46, Pizzotto Michael, seconda manche. Bellissimo rombo. Chi si accontenta gode. Questo è il detto corretto. Lasci filmare anche. Via, Nosica. Pronti in aggancio? Via da là, Nosica, se no te despuglia e te trabasso da vecchia che casa. Pronti con il numero 14, Zorzi Fabrizio, seconda manche. Bellissimo sound, mantienilo. Vai Fabrizio, bellissimo. Allora salutiamo gli amici di Enrico che giungono da così lontano per poter essere qui a Castelmino. E nel frattempo, scusami un attimo, con il numero 48, Fabiano Michele Mazzinga. Guarda invece come che aggancia. Fa cacciare a vecchia, dai Michele! Signori, allora ripeto, una sfida tratta tra Bordignon Mario e Volpato Maurizio.
rimontata perché si era allentato un giunto, quindi un motore era rimasto scollegato. La fattibilità è... In tempo reale. È come Michael Ciao quando si fermava smontava. Tutto è pronto? Mario, chi lo conosce sicuramente è Mario, dai, meglio di sei. Signori, Bandiera ancora rossa, attendiamo il via dal Gianluigi Baroncini, Tornado!